È bellissimo pensare di rivolgere un messaggio agli agenti immobiliari giovani, nel senso che questo lavoro è altamente meritocratico. Quindi se alla mattina ti svegli con motivazioni e condisci con professionalità, diciamo così, passatemi un po' la parola, il risultato c'è a fine giornata. Non è un risultato nel senso lato, nel senso non è che non si vende un immobile in una giornata, magari, anzi, me lo auspico, però effettivamente è un percorso che è un mix ovviamente di abilità personali, ma anche di tanta professionalità. L'errore più grande è quello di dare per scontato le basi, cioè ovviamente questo è un lavoro che vedendo tantissime fasi del contratto, della trattativa, della chiusura del contratto stesso, del rapporto umano, è un complesso come lavoro. Ovviamente tante volte è un bravo, la classica frase è un bravo venditore. Sì, è un bravo venditore perché è riuscito a gestire i problemi. Oggi, quando un cliente arriva da noi in trattativa, ovviamente ci sono più opposizioni che più conferme. Ecco, non arrivate mai impreparati. L'immobile va preparato prima, cioè si entra sull'immobile, si arriva un quarto d'ora, 20 minuti prima a un appuntamento, si apre l'immobile, ci si medesima all'interno dell'immobile. C'è un caro amico che lui dice che arriva anzi mezz'ora prima, apre tutto, si siede sul divano ed entra in sintonia con la casa. È un'immagine poetica, a me piace tantissimo perché effettivamente le vibrazioni, le sensazioni che tu provi poi le trasferisci. Noi non siamo meri, non apriamo le porte alla gente. Noi, diceva Carlino, vabbè, adesso facciamo pubblicità occulta ad altro, non si vendono sogni, ma solide realtà. Nel senso, io invece sono dell'idea che si vendono sogni, però effettivamente anche realtà. Cioè, questa è l'altra parte. Per arrivare ad aprire quella casa in maniera serena, tranquilla, trasmettere al cliente tutte quelle che sono le emozioni. Ricordiamoci che magari un cliente che compra una casa magari la compra una volta nella vita. Noi abbiamo l'obbligo morale, nonché professionale, di dare tutte le informazioni, essere precisi, aver fatto un fascicolo casa, aver approfondito tutte quelle che sono le dinamiche della casa, ivi compresi i vizi, perché non è che una casa con vizi non si possa vendere se non sono insanabili, cioè se sono insanabili. Quindi ricordiamoci che abbiamo un dovere professionale, non possiamo lamentare lacune. Oggi questo purtroppo tante volte è un lavoro che viene preso a volte sotto gamba e questo per noi è la più brutta pubblicità, perché il cliente che entra nella nostra agenzia vuole comprare casa, ma è prevenuto perché ha vissuto un'esperienza negativa, è la più brutta pubblicità, ma non per quell'agente immobiliare, fatta per tutta la categoria. Quindi noi dobbiamo avere il dovere morale di porci di fronte a un cliente coscienti di quello che stiamo proponendo, con i pro e con i contro, perché questo ci permette ovviamente di essere molto poi anche empatici con lui. Ricordiamo che, ecco, tra i piccoli errori, poi qua arriviamo un po' sulla parte un po' più tecnica, fondamentale è quello di pubblicizzarlo bene, cioè a volte si leggono di quei strafalcioni. Io adesso con il mio consiglio, al di là dei colleghi, ma stiamo facendo un piccolo libricino con tutti gli annunci più strani. Ma perché? Perché a volte ci fanno sorridere questi, cioè è un modo anche un po' per prenderci in giro. Ma adesso guardiamo invece il lato un po' più puntuale della situazione. Noi, un annuncio bisogna scriverlo in italiano, bisogna dare delle informazioni. Ricordiamo che è sempre un'offerta verso il pubblico, quindi deve essere puntuale anche quella, scritta bene. Non parliamo delle foto, vi prego, tirate giù la tavoletta del bagno perché non si possono vedere foto con la tavoletta alzata. Adesso banalmente è un esempio, vabbè, così un po' su cui ridere, però effettivamente comunichiamo, cioè se noi facciamo brutte foto o le facciamo fatte male o così in velocità, cosa vogliamo comunicare? Proviamo a metterci dall'altra parte dello schermo. Il cliente che guarda quell'annuncio, magari anche attratto dalla descrizione, vede delle foto, cosa dice? Passa l'annuncio quello dopo. Quindi cerchiamo di essere noi stessi un mezzo positivo di comunicazione. Questo è un errore che purtroppo non lo fanno solo i giovani,
lo fanno anche coloro che magari hanno agenzie da tanti anni, però c'è sempre modo di porvi rimedio. Faccio un esempio: in 10 anni è cambiato completamente il modo di comunicare. Una volta mi ricordo che al sabato e la domenica ci si azzuffava per prendere il giornale e mettere i propri annunci degli immobili. Oggi questo il giornale, non me ne vogliono giornali, però è lettera morta, cioè nel senso non ha più quella risultanza. Oggi si targetizza molto, quindi un'immagine deve essere data positiva della propria azienda, bisogna saper parlare di sé, bisogna comunicarlo, essere professionisti e bisogna comunicare in maniera corretta quelli che sono gli immobili, quindi tramite una descrizione e tramite le fotografie, nonché il tutorial. Questo permette, sono tutti piccoli tasselli di un puzzle che permette poi di arrivare ovviamente al risultato che è la compravendita e la soddisfazione delle parti.